È la fine della democrazia, visto e considerato che qui si tratta di ascoltare un popolo, il popolo catalano, che chiede di poter andare a referendum ed esprimersi rispetto alla indipendenza. Totale solidarietà del Veneto al popolo catalano. È una pagina orribile per la democrazia. Il grido viene da Palazzo Balbi e da un abbraccio ideale a Barcellona. Il Veneto che si appresta a votare il referendum per l'autonomia e che a lungo per alcune parti del suo elettorato ha sognato di poter votare per l'indipendenza prima che il quesito fosse bocciato per incostituzionalità, rimane sgomento di fronte alle ore di altissima tensione in Catalogna. Stamattina agenti della Guardia Civil hanno arrestato Josep Maria Jové, braccio destro del vicepresidente catalano, insieme ad almeno altre 13 persone tra funzionari ed esponenti del governo regionale, in quanto principali organizzatori del referendum secessionista previsto il 1° ottobre, ma non riconosciuto dal governo di Mariano Rajoy a Madrid. Perquisizioni della stessa gendarmeria e sequestrate 10 milioni di tessere elettorali, portando folle di persone in piazza per protesta. Solo una settimana fa avevamo incontrato a Roma uno dei principali sostenitori e organizzatori della consultazione catalana e le sue parole oggi fanno venire i brividi. Se la Spagna è un paese minimamente democratico deve rispettare la volontà del popolo catalano. Se c'è un referendum con tutte le garanzie democratiche, noi siamo convinti che la Spagna e anche l'Europa devono rispettare questo plebiscito, questa decisione del popolo catalano. Il fatto che il governo risponda non con il dialogo, non con le trattative, ma con gli arresti, i sequestri di materiale referendario e quant'altro, dà una dimostrazione che è finita la democrazia. Parole di sdegno anche dal Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti. Esprimo tutta la mia più viva preoccupazione per quanto sta accadendo, dice. La democrazia non deve essere messa in discussione sotto il ricatto del tintinnar di sciabole e di manette. Sono scene che non avremmo mai immaginato di vedere in un paese membro dell'Unione Europea. Credo, conclude, che il sentimento dell'opinione pubblica sia quello di netta condanna e mi auguro che la voce degli europei democratici, tra i quali i veneti non mancano di certo, possa ricondurre alla ragione il governo di Madrid.